Signore e signori, buon pomeriggio. Do il benvenuto a tutti voi che siete presenti qui alla chiesa di Sant'Antonio di San Daniele del Friuli e a tutti coloro che sono collegati da remoto sui canali Facebook e YouTube. Questo pomeriggio sono nostri graditi ospiti al Festival Costituzione il dottor Giuseppe Giulietti e il dottor Lorenzo Frigerio, che a nome dell'Associazione per la Costituzione ringrazio per la partecipazione. Il dottor Giulietti è stato per molti anni giornalista RAI ed è stato eletto nel 2015 presidente della Federazione Nazionale Stampa Italiana e rieletto nel 2019 per il quadriennio 2019-2023. Il dottor Frigerio è giornalista e coordinatore della Fondazione Libera Informazione. Si occupa di mafia e sicurezza, prima con il gruppo Abele e da oltre 20 anni all'interno di Libera, dove ha ricoperto diversi ruoli. I relatori parleranno di Le cause bavaglio, tutte quelle querele che hanno l'obiettivo di intimidire chi ha intenzione di illuminare le oscurità che insidiano la vita democratica. Ricordo che Giulietti e Frigerio parleranno per circa 40 minuti e poi ci sarà la possibilità per ciascuno di voi, sia per gli spettatori in sala intervenendo direttamente, che per coloro che sono collegati da remoto, di proporre domande digitando un commento sulla diretta Facebook e YouTube. Ad alcune domande i relatori per 5 minuti daranno risposta, poiché dobbiamo chiudere l'incontro alle ore 16:50. Grazie dottor Giulietti, grazie dottor Frigerio, a voi la parola. Grazie dell'invito, grazie per questo nostro incontro di questo pomeriggio. L'occasione è sicuramente importante, come veniva detto all'inizio, perché il tema delle querele temerarie ci consente di affrontare la vicenda dell'informazione a 360 gradi. E per dirvi cosa sono le querele temerarie, oltre alle cose che già sono state dette, utilizzo le parole che non sono mie, ma sono di un caro amico che non c'è più, di Roberto Morione, che oltre a essere stato un giornalista della RAI, avere fatto tutta la sua carriera e il suo percorso professionale dentro il servizio pubblico, fondando RAI International, quella che oggi conosciamo come RAI News, è stato il primo direttore, il fondatore vero e proprio. Nel momento in cui è andato in pensione, dopo tanti anni di onorato servizio, si è messo a disposizione di Libera. Si è messo a disposizione di Libera sostanzialmente offrendo il suo patrimonio di conoscenze e di amicizie, di relazioni, e insieme a lui, insieme a Santo Della Volpe, che è un altro grande giornalista del servizio pubblico che non c'è più, purtroppo anche lui, abbiamo dato vita alla Fondazione Libera Informazione, un osservatorio che si occupa appunto di monitorare il fenomeno della criminalità organizzata, delle mafie, di vedere che cosa i giornali scrivono, di riportare alcune notizie e soprattutto di non limitarsi a quella che è la vicenda criminale in sé per sé. Abbiamo cioè cercato in tutti questi anni, perché la fondazione è partita sul finire del 2006, entrando a pieno regime nel 2007, quindi sono quasi 15 anni, abbiamo cercato anche di raccontare le belle notizie. E le belle notizie sono anche quella di questo pomeriggio, cioè il fatto che ci siano dei ragazzi, seppure con questa modalità che ci vede lontani, collegati in remoto, che ascoltano altre persone un po' più in là con l'età e che portano la loro esperienza. Quindi vi dicevo, per spiegarvi bene cosa sono le querele bavaglio, le querele temerarie, uso le parole di Roberto Morioni. Dice Roberto, all'apertura di un convegno fatto nel 2010 alla Federazione della Stampa, proprio per parlare di questi temi, dice: perché siamo coinvolti e interessati a questa problematica? Perché le querele temerarie, le liti temerarie, le richieste milionarie di risarcimento di danno sono una vera e propria pistola alla tempia che colpisce con un'azione, diciamo pure di tipo terroristico, tanti giovani colleghi, volontari, iscritti o non iscritti all'ordine professionale, che in particolare nei territori del sud occupati dalle mafie cercano di tenere accesa la luce su quella zona grigia fatta di corruzione, di voti di scambio, di mancanza di osservanza di qualsiasi principio etico negli affari e ancora di più evidentemente spesso anche con condizionamenti nell'informazione. Ci sono tanti giovani che hanno tentato di fare inchieste, dice ancora Roberto, che vorrebbero fare inchieste
e che, se riescono, sono colpiti da richieste di risarcimento milionarie e in genere sono lasciati soli. Ecco, queste querele sostanzialmente oggi hanno preso il posto delle intimidazioni fisiche, che pure continuano, e anche delle minacce che in alcuni casi sono diventate estreme, perché hanno portato all'uccisione di alcuni giornalisti. Vi leggo soltanto l'elenco dei giornalisti che sono stati uccisi dalle mafie in Italia. Ci vorrebbe un seminario apposito per parlare di ciascuna di queste storie, perché ciascuna di queste storie ci racconta la difficoltà del fare informazione con la schiena dritta nel nostro paese, dove la criminalità organizzata, la corruzione sono così importanti. Questo è un elenco che parte nel maggio del 1960 con Cosimo Cristina, continua nel settembre del 70 con Mauro De Mauro, nell'ottobre del 72 Giovanni Spampinato, il 9 maggio del 78 Peppino Impastato, il 26 gennaio del 79 Mario Francese, il 5 gennaio del 1984 Pippo Fava, il 25 settembre dell'85 Giancarlo Siani, il 26 settembre del 1988 Mauro Rostagno, l'8 gennaio del 93 Beppe Alfano. Questi sono i giornalisti che sono stati uccisi in Italia. Quando io faccio questo elenco in occasioni come queste, dove incontro degli studenti, aggiungo sempre altri nomi, che sono quelli di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, uccisi da un intreccio perverso di corruzione, malaffare, dove c'è anche l'ombra di servizi segreti deviati. Il 20 marzo del 1994 uccisi in Somalia. E il 2 settembre del 1980 Graziella De Palo e Italo Toni, che sono rapiti in Libano e uccisi probabilmente dall'OLPA, l'Organizzazione della Liberazione per la Palestina, e la cui fine è tuttora coperta dal segreto di Stato. Ecco, questo elenco ve l'ho letto per spiegarvi come ci siano due registri attraverso il quale leggere questo tema delle querele temerarie. Da un lato le violenze fisiche culminate in quelle morti, ma dall'altro soprattutto queste querele temerarie. Pensate che oggi, piuttosto che sparare a un giornalista, perché si solleverebbe un polverone, si rafforzerebbe l'attenzione della pubblica opinione, se non si riesce a comperarlo, e purtroppo ci sono dei colleghi che sono al soldo delle organizzazioni criminali e che ostacolano il lavoro degli altri, piuttosto che appunto arrivare a questi mezzi estremi, si fa loro causa, una causa in sede civile, contestando il contenuto di quello che hanno scritto. Queste cause sono lunghissime, e poi richiedono molte spese, perché bisogna dotarsi di un avvocato. Oggi la Federazione della Stampa, grazie proprio all'attività del presidente Giulietti, ha spesso e volentieri accompagnato molti di questi giornalisti offrendo loro tutela gratuita dal punto di vista legale. Questo è un fatto sicuramente importante. Vi dicevo, si preferisce colpire questi colleghi, questi professionisti, attraverso proprio lo strumento di una querela. Questa querela in sede civile, sostanzialmente, per come è strutturato il processo nel nostro paese, si tratta di una lenta condanna, al di là dell'esito. Pensate che c'è una cara amica, una collega che scrive su Repubblica, Federica Angeli, e che da alcuni anni vive sotto scorta perché ha raccontato le mafie nel suo territorio, nel territorio di Ostia, alle porte di Roma, a Roma stessa, ed è stata messa sotto tutela per quello che ha scritto e anche per un'altra azione molto importante che ha fatto, perché lei non si è limitata a scrivere, ha testimoniato, ha raccontato alle forze dell'ordine quello che aveva visto una sera, un tentativo di omicidio sotto casa sua. E quindi le forze dell'ordine, intercettando alcuni di questi criminali, hanno realizzato che si preparava un attentato ai suoi danni, allora l'hanno messa sotto scorta. Ecco, pensate che Federica in tutti questi anni è stata citata in sede civile 130 volte. Sapete quante volte ha vinto? 113. 113. E questo ci dice, al di là delle 17 che sono ancora pendenti e che siamo convinti finiranno nello stesso modo, che il mezzo che oggi è stato trovato per bloccare la libera informazione in tema di criminalità e di corruzione è proprio paradossalmente lo strumento della legge. Un altro esempio voglio farvi, perché è un'altra storia molto importante, un'altra donna molto coraggiosa, non italiana,
una donna maltese, Daphne Caruana Galizia, che è stata uccisa 4 anni fa ormai, perché a ottobre di quest'anno saranno 4 anni. Lei, nel momento in cui è stata uccisa, quel giorno era uscita, aveva lasciato suo figlio a casa, che anche lui è oggi un giornalista di valore e che ha continuato il lavoro di sua madre, l'aveva lasciato in casa e doveva andare sostanzialmente in città, in banca, per vedere come fare a prelevare dei contanti perché doveva fare alcuni acquisti. Lei aveva il conto corrente bloccato e quando è morta aveva ben 47 cause in corso, molte delle quali ancora oggi i suoi familiari, i suoi 3 figli, non soltanto Matthew, che tra l'altro è proprio chiuderà con l'intervento di domani e mi auguro che possiate seguirlo perché è molto importante proprio questo festival della Costituzione. Oggi sono i suoi figli, suo marito, che devono continuare ad andare in tribunale a sostenere queste cause, che sono cause strumentali, perché spesso e volentieri queste cause, vi dicevo di Federica Angeli 113 su 130, spesso e volentieri queste cause si chiudono con una soluzione del giornalista. E nel frattempo sono passati degli anni, sono state fatte delle spese e spesso e volentieri il giornalista è costretto a subire tutto questo. Se ha un giornale alle spalle, se ha la federazione della stampa che lo può aiutare, è un conto, ma se è da solo, come capita nella maggior parte delle volte, perché queste notizie non arrivano oltre i confini della sua città, della sua regione, e quindi questo tipo di aiuti non possono essere dati a questi colleghi, se è da solo e se non ha un giornale alle spalle, beh, questa persona dovrà fare i conti anche con il proprio bilancio familiare e noi sappiamo anche di persone che hanno lasciato la professione giornalistica perché non erano in grado di reggere questa pressione. Ecco, questo è un meccanismo subdolo, quello delle querele bavaglio o querele temerarie, che dir si voglia, perché mette in forse un bene prezioso. Il bene prezioso è quello tutelato dall'articolo 21 della nostra Costituzione, cioè a dire il diritto a informare e ad essere informati. Guardate che non si può essere liberi se non c'è l'informazione. Purtroppo la mia categoria non sempre è credibile. Vi ho letto l'elenco di persone che sono state uccise per la coerenza con cui hanno portato avanti il loro impegno, ma ce ne sono altre che si nascondono. Ce ne sono altre che per la paura di avere delle querele o per la paura di essere minacciati, alcune cose non le scrivono. Io non li posso biasimare, perché il coraggio uno non se lo può dare se non ce l'ha. Ma capite che questo meccanismo perverso che viene utilizzato, la legge di uno Stato che dice non puoi diffamare, perché noi abbiamo anche una carta deontologica, la carta dei doveri dei giornalisti, che dice delle cose ben precise. Dice il giornalista deve rispettare, coltivare e difendere il diritto all'informazione di tutti i cittadini. Per questo ricerca e diffonde ogni notizia o informazione che ritenga di pubblico interesse, nel rispetto della verità e con la maggiore accuratezza possibile. Il giornalista ricerca e diffonde le notizie di pubblico interesse nonostante gli ostacoli che possono essere frapposti al suo lavoro e compie ogni sforzo per garantire al cittadino la conoscenza e il controllo degli atti pubblici. Pensate, nei paesi anglosassoni, gli Stati Uniti, l'Inghilterra, si usa un'espressione, si dice che il giornalismo è il cane da guardia della democrazia e noi lo troviamo proprio in questa carta deontologica dei doveri appunto del giornalista, anche italiana. Questa espressione non c'è, quell'espressione che vi ho ricordato dei paesi anglosassoni, ma il contenuto è il medesimo. La responsabilità del giornalista verso i cittadini prevale sempre nei confronti di qualsiasi altra. Il giornalista non può mai subordinarla a interessi di altri e particolarmente a quelli dell'editore, del governo o di altri organismi dello Stato. Il giornalista ha il dovere fondamentale di rispettare la persona e poi va avanti. Se avrete modo magari con i vostri professori di prendere questa carta deontologica, ci sono delle cose molto importanti che spiegano perché è importante l'informazione. Io per darvi ulteriori elementi
rispetto a che cos'è una querela bavaglio, chiederei alla regia di farci vedere uno spot che è stato realizzato da un festival giornalistico in Bavagliati, appunto di Napoli, che dice molto bene, ci racconta molto bene che cosa sono le querele bavaglio. Per la legislazione SLAPP, i ricorsi contro i giornalisti, io farò una mappatura di tutte le situazioni possibili, degli abusi, delle controversie contro i giornalisti. Esaminerò la possibilità di presentare delle proposte di diritto privato internazionale. Esamineremo degli aiuti giuridici, un'assistenza, un finanziamento per i giornalisti che subiscono questi abusi di diritto. We were slapped with 2 lawsuits, both filed by the same law firm, and together demanding over $1 billion. It was transparently clear that the purpose of these lawsuits was to intimidate and harass us into silence. Hence, for example, they targeted individual campaigners as well as the organizations themselves, and they treated our everyday advocacy as being criminal in nature. Una querela temeraria è una spada di Damocle sulla testa. La prima l'ho ricevuta 22 anni fa, ancora ci combatto, era il 31 dicembre del 98, c'era ancora la lira, semplicemente per aver fatto il mio mestiere. L'ultima querela che ho ricevuto era la 130esima. Sì, ho continuato a contarle perché poi con le querele sono arrivate anche le assoluzioni. Sono 114 su un totale di 130 in 23 anni di giornalismo. Ma per ogni numero di cui ho tenuto conto c'è qualcosa da raccontare. Mi sono occupata con amore della mia famiglia, ho scritto 7 libri, ho ricevuto premi e l'affetto dei miei lettori. Ma il tempo tolto alla mia vita perché qualcuno voleva impedirmi di fare il mio lavoro, chi me lo restituirà? Quando ti arriva la notizia che hai ricevuto una causa civile per migliaia di euro, come mi è successo di recente per milioni di euro, pensi a alcune cose. La prima, quella delle cause civili, rappresenta la vera mordacchia insieme alle intimidazioni dei clan. E poi resti tu, il silenzio e anche, spesso, troppe volte, la solitudine. Ma noi continuiamo, nel nostro lavoro non c'è nulla di eroico. Le lungaggini della giustizia italiana rendono l'Italia purtroppo un terreno fertile per le querele bavaglio o SLAPP. Ecco perché è necessario un intervento legislativo urgente che consenta di identificare immediatamente possibili cause SLAPP, assegnandoli poi un binario veloce. L'alleato, nel frattempo, per chi è soggetto a questo tipo di cause, è naturalmente l'opinione pubblica, che possa in qualche modo sanzionare questo abuso del diritto. Quando le querele arrivano, oltre a provare rabbia, capisci che la tua vita cambierà. Il tempo perso in tribunale, l'attesa dei verdetti, il calcolo delle spese, quella goccia di angoscia che cade nell'anima ogni giorno senza nessuna colpa, se non quella di aver raccontato la verità. E il paradosso è che sei tu a dover dimostrare la tua innocenza. Article 19 conducts research and advocacy around the scope and impact of SLAPPs across Europe and candidate countries, and undertakes advocacy for legislative reform to bring the European Union laws and policies into line with international standards and reform the practice of SLAPPs across the bloc. I wrote a book and made a documentary about a village fighting against pesticides. Both of them generated a lot of attention. The government in South Tyrol dragged me into court because of this. At first I didn't know how to cope with the high costs. Many of my former companions suddenly let me down. This caused an abysmal sadness in me. I had to work hard to get out of this depression and fight back. Und stehe in Italien vor einem Strafgericht, nachdem wir den Pestizideinsatz in einer Provinz kritisiert hatten.
Dieser Prozess kostet uns sehr viel Arbeit, sehr viel Geld und viel Zeit. Aber wir lassen uns nicht unterkriegen und kriegen von überall Solidarität. Das lohnt sich. Grazie a Desiree, grazie alla squadra, alle collaboratrici e ai collaboratori del Festival Imbavagliati, un nome più che mai attuale quest'anno. È giunto il momento di lanciare una grande campagna nazionale contro le querele bavaglie. È giunto il momento di dire basta. Vogliono colpire e affondare l'articolo 21 della Costituzione. Bene, avete visto questo video che credo spieghi molto meglio delle cose che vi ho detto io, il pericolo di queste querele bavaglio. Questo video realizzato dal Festival Imbavagliati è un video molto importante che io mi auguro possa essere utilizzato nelle scuole come già avviene, come già avvenuto in alcuni contesti. Se avete visto, lo slogan Imbavagliati è accompagnato da un segno grafico molto particolare, la Meari Verde. La Meari Verde era l'auto di Giancarlo Siani, l'auto con la quale lui girava la provincia di Napoli per documentare gli affari della criminalità organizzata. Quella Meari Verde ci dice che non c'è nulla di eroico, come ricordava qualcuno nel video, nel fare il mestiere dei giornalisti, ma c'è un profondo impegno che nasce dal valore dell'articolo 21 della Costituzione, da riconoscersi in quell'articolo e in tutta la Costituzione ovviamente, e dal credere che il nostro lavoro, il lavoro dei giornalisti, possa servire, illuminando le periferie, quei luoghi che prima, utilizzando le parole di Roberto Morione, ricordavo, che sono quei luoghi che spesso sono abbandonati, dove i diritti vengono negati, dove si commettono dei crimini, dove l'uomo viene schiacciato quotidianamente. L'avete visto già nel video, ma ci ha raggiunto, è con noi Beppe Giulietti, che è il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, oltre che un caro amico, una persona che su questi temi si batte quotidianamente. Ieri era a Milano a ricordare Walter Tobagi, oggi è insieme a noi qua per parlare con voi di qual è il pericolo che corre oggi la nostra professione, ma soprattutto l'articolo 21 della Costituzione. Quindi cedo subito la parola a Giuseppe Giulietti. Sono collegato? Sì. Mi sentite? Sì. Beh, intanto grazie. Io vi chiedo scusa, ma io ho dovuto aggirare uno sbarramento perché attorno alla sede RAI c'è una manifestazione dei No Mask e io non sono esattamente un loro idolo, diciamo. Ho poca voce perché poi stamattina ho parlato anche in piazza a Bologna su questi temi, cercherò però di farmi sentire. Io sono davvero onorato di essere stato invitato perché ormai ho raggiunto un'età nella quale io considero miei alleati tutte le persone che si prendono cura del bene comune, o per chi è credente si chiama il creato. Nel bene comune c'è la Costituzione, quindi per me è un onore di essere qui. Fatemi ringraziare Mocchi, tutti gli organizzatori e Lorenzo Frigerio, l'avete sentito, che ha una passione sconfinata e straordinaria perché dedica la sua vita anche ai giornalisti, attenzione, ignoti. Ha svolto un lavoro, andate a guardare il sito Libera Informazione, lavorando con due persone meravigliose, Roberto Morione, direttore di Rai News, e poi mandò a Libera Informazione Santo Della Volpe, mio predecessore alla Federazione della Stampa, e sono stati loro ad avere sollevato il tema delle querele bavaglio e a essersi battuti davvero sino alla fine della loro vita nel caso di Morione e di Santo Della Volpe. Ha fatto un lungo elenco Lorenzo,
al quale potremmo aggiungere, Lorenzo ha parlato dei giornalisti ammazzati da mafia e camorra, io potrei parlarvi di Walter Tobaggi, ucciso dalle Brigate Rosse, di Casalegno, ucciso dai terroristi rossi, di Andy Rocchelli, ammazzato in Ucraina, uno straordinario fotoreporter, di Vittorio Arrigoni, che lavorava a Gaza, volontario e giornalista, e ultimamente, chissà quanti ne dimentico, di Antonio Russo di Radio Radicale. Fatemi ricordare un giornalista che si chiama Mario Paciolla, ucciso in Colombia poco tempo fa, è l'ultimo, indagava sulla corruzione, ieri ho incontrato anche i loro familiari e tutti ci hanno chiesto una cosa sola, un appello che rivolgo anche a voi. Loro dicono: non dimenticateci, continuate a parlare di noi, date voce a chi chiede verità e giustizia, e dare voce non significa solo farlo come giornalisti, ma usare un festival, un sito, un blog, se stessi, per ricordare. Ricordare non è semplicemente commemorare, ma è trarre spunto per l'azione futura. Mi avete invitato sulla Costituzione, e la Costituzione, fatemelo dire, non è, come pensa qualcuno, un reperto archeologico, ma è un testo. Le parole non sono mie, sono di un grande padre costituente, lo avrete visto magari anche a scuola, si chiamava Piero Calamandrei, e diceva sempre: la Costituzione poi bisogna incarnarla ogni giorno. Ci sono state grandi manifestazioni dove ogni articolo è stato animato, penso al diritto al lavoro, penso al diritto alla salute, penso al diritto alla scuola. Gli articoli poi bisogna farli vivere, non basta leggerli. Noi dobbiamo trarre spunto dalla Costituzione non per semplicemente ricordare chi l'ha conquistata, cosa doverosa, ma anche per il nostro presente e il nostro futuro. Peraltro, guardate, voi che avete vissuto come me tragicamente, immagino, la clausura, la chiusura, quello che ha portato il virus ha portato anche però la riscoperta dei valori del pubblico. Ha riportato la scoperta che serve la scuola pubblica, che serve la sanità pubblica, che serve la possibilità di incontrarsi, perché l'interesse pubblico fonda la Costituzione, a tal punto che pone dei limiti molto rigorosi anche alla proprietà privata, che deve essere svolta in funzione sociale. Quindi io dico che la Costituzione, sono un po' paradossale, mi chiederete scusa, se mi dite qual è una carta per contrastare i virus, la Costituzione. Perché la Costituzione è in sé una carta contro il virus dello squadrismo, contro il virus del razzismo, contro il virus della disuguaglianza. La Costituzione ci indica che il ruolo del pubblico e della funzione pubblica è essenziale per esaltare la socialità, è veramente essenziale. Noi dobbiamo... La Costituzione, faccio soltanto un breve passaggio, rovescia lo schema precedente delle vecchie Costituzioni e anche degli statuti concessi dal Re, perché quegli statuti si concentravano sul censo, sulla centralità della proprietà, sulla discriminazione. Le donne non potevano votare, chi non aveva non poteva votare. E durante il ventennio questo elemento fu ulteriormente esaltato fino al punto da escludere chiunque la pensasse in modo diverso. Non parliamo delle leggi razziali, che l'Italia peraltro, lo ricordo alle studentesse e agli studenti, ha approvato qualche tempo prima dei nazisti, non qualche tempo dopo. Questo lo dico perché ogni tanto poi va in onda il film quanto eravamo buoni. No, non eravamo particolarmente buoni, diciamo, la Costituzione ha cercato di porre delle regole. Io vi ricordo, per arrivare alla libertà di informazione, che tra le leggi che si chiamano le leggi fascistissime, che vengono approvate dopo il delitto Matteotti, dopo l'ultimo discorso di Matteotti alla Camera, Matteotti che tra l'altro usò un'espressione molto forte: potete uccidere me ma non potete uccidere le idee che sono in me. Dopo quell'assassinio e dopo il ritorno in aula con un discorso che è essenziale nella comprensione della storia del fascismo, in cui Mussolini rivendica a sé tutti anche gli eventuali, se banda siamo stati solo il capo di quella banda, ma la legge fascistissima è quella che sostanzialmente elimina la competizione elettorale, ma elimina anche l'autonomia dei giornali. Ci deve essere un gerente, lo deve decidere il governo, nasce il mini cool pop, arrivano delle veline su quello che si può dire o non si può dire. E quella stagione è preceduta dagli assalti ai giornali, dai roghi dei libri, dall'albo unico dei giornalisti. Questo per significare che qual è l'essenza del regime totalitario, non solo in Italia, dei regimi totalitari. Noi oggi andiamo in Cina, guardiamo la Corea del Nord, guardiamo ad altro tipo di esperienze. Il regime totalitario nega l'idea di pluralismo, nega l'idea di diversità, nega l'idea di differenza.
è del tutto evidente che nel regime totalitario non c'è il diritto di critica. Se non c'è il diritto di critica non c'è libertà di informazione. La premessa di qualunque libertà di informazione è il diritto di critica. Pongo in testa questo elemento perché quando anche tra di voi dibatterete, so sempre che arriva la domanda: ma noi rispetto alla rete come ci difendiamo? In nessun modo. Vi difendete col pensiero critico, vi difendete esaminando le fonti, vi difendete confrontando le fonti, vi difendete guardando l'autorevolezza delle fonti. Questo è il punto, questo è molto più importante di qualunque censura. I regimi totalitari esercitano un ferro controllo sull'informazione attraverso il controllo delle provvidenze, delle previdenze, il controllo delle licenze, e adesso la situazione ovviamente è diversa. Per questa la fase della ricostruzione post-fascista, vi segnalo dei bei libri quando avrete voglia, uno dei professori Castronuovo e Tranfaglia sulla storia della stampa in Italia, uno recentissimo di Giancarlo Tartaglia del Mulino Editore, che si occupa del recupero della libertà di informazione del dopoguerra. Tutti gli attacchi passano attraverso la soppressione del pluralismo editoriale. State sempre attenti quando sentito dire meglio bruciarlo quel giornale, oppure quando vedete il blog diteci giornalisti nemici, colpite i nemici. È sempre meglio un cattivo giornale, un cattivo articolo che un bavaglio di qualsiasi natura e di qualsiasi colore. L'articolo 21 della Costituzione nasce in questa temperie, in questo quadro. È per questo che l'articolo 21 della Costituzione prevede non solo il mio diritto a raccontare, ma anche il vostro diritto a ricevere le informazioni, ma prevede anche il sostegno pubblico, perché i costituenti si posero il problema, ci sono dei dibattiti drammatici, che non fosse consegnato al solo privato il potere di informare o non informare. Poi questo concetto un po' si è dimenticato. E nasce da questo contrasto col periodo fascista quella che doveva essere la specialità del settore, un settore speciale da tutelare non nel segno tuttavia del controllore, ma nel segno di chi poi a casa deve leggere. L'articolo 21 da solo, se voi lo andate a leggere, l'articolo 21 è semplicissimo, ma come vedrete non parla di radio, non parla di televisione, non parla di internet, a tal punto che Stefano Rodotà, un grande giurista, poco prima di morire disse: forse l'articolo 21 andrebbe integrato con un articolo 21 bis, però attenzione, chi si occupa di articolo 21 della Costituzione, lo dico a me stesso, lo deve leggere sempre insieme con le sentenze della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, questo è il pregio della Costituzione italiana, ha sempre adeguato ai tempi di interpretazione della Costituzione, in particolare dell'articolo 21. E per esempio proprio le sentenze della Corte Costituzionale che sollecitano il sostegno pubblico alle voci della differenza. Voi siete a San Daniele del Friuli, è sempre la Corte Costituzionale, è stata una grande battaglia del sindacato di quella terra con Carlo Muscatello, Degano, Fabiana Martini, portavoce di articolo 21, che giustifica il contributo ai cosiddetti giornali delle minoranze territoriali, linguistiche e religiose. È sempre la Corte Costituzionale che dice: ma quella sentenza non è mai stata ascoltata, la RAI non deve essere controllata dai governi, ma deve essere distanziata dal controllo dei governi. È sempre quell'articolo che dice che non basta il diritto ad informare, dice la Corte, ma bisogna prevedere il diritto ad essere informati. Quindi dice: è un diritto a essere informati, è un diritto a poter scegliere tra fonti diverse. È sempre quell'articolo che estende, ed è sempre, scusate, queste sentenze che dicono che diffamare in rete è un reato. State attenti a chi dice che in rete non si applica la Costituzione o il codice. Quando in rete si scrive come se si fosse protetti da un'immunità, bruciare gli ebrei, o si aggrediscono le donne, o si invita allo stupro, o addirittura nel campo dello sport si usano parole di morte, quelli non sono libere opinioni. L'articolo 21 della Costituzione non tutela la diffamazione, non tutela l'apologia di reato. Quelli sono reati che noi dobbiamo immediatamente denunciare alla polizia postale, perché non possiamo consentire che si compiano in un luogo dei reati che sarebbero vietati se accadessero nella piazza sotto casa nostra. Oggi l'articolo 21 della Costituzione è piuttosto precario, bisogna essere molto onesti. Pensate che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, un uomo di grande sobrietà e che io apprezzo molto, per ben 15 volte quest'anno ha richiamato tutti al rispetto dell'articolo 21. Vuol dire che avverte che qualcosa non va. Tanto è vero che negli ultimi rapporti internazionali, e vengo alla questione che mi è stata posta anche da Mocchi ed altri,
e da Lorenzo Frigerio. Negli ultimi rapporti internazionali, uno è il Reporters Sans Frontières, che trovate in rete, grande agenzia francese. L'altro è Freedom House, grande agenzia americana fondata dalla famiglia Roosevelt. L'altro ancora è il Consiglio d'Europa, quindi un organismo istituzionale che ha una piattaforma dedicata ai giornalisti minacciati, e ogni tanto vedete comparire degli alert, molti sono italiani, di giornalisti a rischio. Tutti e tre questi rapporti danno all'Italia una posizione molto precaria, attualmente il 41esimo posto, posizione molto precaria in Europa. Dietro di noi mi pare vadano solo la Polonia e l'Ungheria, che sono sotto il monitoraggio della Commissione europea, perché sono ritenuti paesi in cui sia stato quasi annullato, in particolare l'Ungheria, la libertà di informazione. Ma quali sono le contestazioni? Ve le dico rapidamente, per il quale l'Italia occupa il 41esimo posto. In testa ci sono i paesi del nord Europa. L'Italia è uno dei pochi paesi che prevede ancora il carcere per il reato di diffamazione, nonostante la Corte Costituzionale italiana, ordinanza dell'attuale ministra Cartabia, un anno fa ha detto basta, il carcere non è previsto in Europa, ancora non è stato abrogato. La seconda sono le querele bavaglio, di cui ha parlato Lorenzo Frigerio. Attenti, le querele bavaglio non è la legittima querela di una mamma o di un papà o di un ragazzo che si vede diffamato e dice Giulietti è un diffamatore. Quello fa bene andare in tribunale e a chiedere la mia condanna. Le querele bavaglio sono scagliate da grandi organizzazioni, quasi sempre contro i cronisti che indagano su mafia e camorra. Hanno tutt'altro intento. La nostra proposta è molto semplice, che Giulietti chiede 5 milioni di euro, se Giulietti viene archiviata la sua causa, 2 milioni e mezzo li lascia a un fondo di tutela delle vittime, in modo tale da scoraggiare questo tipo di minaccia. Terzo, l'Osservatorio Cronisti Minacciati Italiani, quindi andate sotto Viminale, Ministero degli Interni. In Italia è uno dei pochi paesi che ha un osservatorio permanente sulle minacce, questo è un fatto positivo. Altri paesi non ce l'hanno e sono sottodimensionate le denunce. Sono cresciute dell'87% dell'ultimo anno. La crescita è avvenuta soprattutto in rete, le vittime sono le donne e le vittime sono in particolare i cronisti che operano su Lampedusa, sulla rotta balcanica vicino a casa vostra, sulle ONG, che si occupano e conducono inchieste sugli ebrei o sulle omosessualità. Sono quasi sempre nel mirino coloro che si occupano delle differenze e delle diversità. Detta con un'espressione non mia, ma che rubo dal pontefice, da Francesco, nel mirino sono i costruttori di ponti, coloro che non usano le parole come pietre. Andate a leggere l'ultimo messaggio del Papa sulle comunicazioni sociali del gennaio, secondo me è molto bello, e completatelo magari con la lettura dell'enciclica Fratelli Tutti, che dice sull'informazione parole sicuramente più sensate delle mie. Tra le altre cause di questa mediocre posizione c'è che sono state aggirate le fonti del giornalista. C'è stata una vicenda Trapani, 110 giornalisti intercettati. Non c'era nessun tipo di autorizzazione. La Corte europea dice che quel tipo di intercettazioni non possono essere fatte. Occhio, non che non possa essere intercettato un giornalista. Se Giulietti è sospettato di essere un brigatista, Giulietti viene intercettato. Altre cose, se vuoi scoprire le fonti mie sulle basi delle quali io scrivo le mie inchieste, perché se tu le vai a scoprire è del tutto evidente che quelle fonti non racconteranno più nulla, e se sono le fonti che mi raccontano di mafia e di camorra, voi potete immaginare. Pensate alle minacce contro Report, pensate a che tipo di inchieste fa Report e capirete per quale motivo si usa questo tipo di minaccia. Ricordiamoci sempre che le testate contro un cronista, pensate a quelle orrende immagini di Ostia, Daniele Piervincenzi, stessa vicenda di Federica Angeli, le testate contro i cronisti sono testate che sono dirette a bloccare la capacità di informare, perché è evidente che io lo intimidisco affinché voi non possiate essere messi a conoscenza di ciò che accade. A questo quadro, queste sono le ultime segnalazioni che vengono fatte da Reporters Sans Frontières e dagli altri, si aggiunga anche che l'Italia non ha mai risolto il suo conflitto di interesse, si aggiunga anche un tema delicatissimo, l'equo compenso. Dal 2012 c'è una legge, molte ragazze e ragazzi sono precari, questi ragazzi prendono 6-7 euro, questi ragazzi subiscono le querele bavaglio, questi ragazzi non hanno assicurazioni. Questa legge è stata approvata nel 2012 e non è mai diventata legge dello Stato. Da ultimo, l'Italia ha un sistema di previdenza, i costituenti hanno deciso di fondare un istituto nazionale di previdenza dei giornalisti, analogamente ai magistrati, per sottrarre al controllo del governo il controllo della previdenza, perché può essere un'arma di scambio.
Ora si parla della possibilità di commissariare un istituto che si chiama Giovanni Amendola, di rinunciare a qualsiasi riforma, e questo porterebbe sotto il controllo del governo anche un controllo essenziale, è il controllo materiale. Ecco, nel tempo noi ci siamo un po' allontanati dall'articolo 21 della Costituzione e dalle sentenze della Corte. Questa è anche la ragione per cui in televisione avete visto in questi giorni manifestazioni ovunque. Siamo andati davanti a Palazzo Chigi e il 1° giugno ci saranno manifestazioni in tutta Italia. Ma con questo spirito, non di fare gazzarra che non ci appartiene, ma di dire al Presidente Draghi: sei un uomo dell'Europa, l'Italia non può essere in quella posizione, l'Italia non può risalire solo con i 238 miliardi del piano di resilienza, ci vuole anche un piano di rinascita spirituale, un piano di rinascita della libera circolazione della parola, devi saper mettere assieme gli interessi materiali e il tema della dignità. Piero Calamandrei, per citare ancora lui, ma ce ne sono tanti altri, di questo articolo 21 della Costituzione, non a caso si occupò con molta passione Aldo Moro, e con lui un comunista tipico come Umberto Terracini, Luigi Einaudi, tutti i nomi molto grossi dei padri costituenti, e diceva Calamandrei: guardate che la libertà di informazione è come l'aria, se l'aria viene a mancare, se manca l'ossigeno, tu incominci a soffocare, e se viene ridotta la libertà di informazione non è un problema dei giornalisti, io non credo al problema delle corporazioni, per me è un problema delle istituzioni italiane. Ecco perché bisogna avere cura della Costituzione. Tra l'altro vi do la notizia che l'articolo 21 della vostra regione, accanto a Fabiana Martini che ci sta ascoltando, è indicato come presidente una persona per me straordinaria, un sacerdote, Pierluigi Di Piazza, che ha proprio passione per la Costituzione, per gli ultimi, anzi potremmo fare anche delle iniziative assieme. Questo è un tentativo di ricostruire. Io penso che sarebbe necessario, visto che mi rivolgo anche a studenti, un piano di ricostruzione serio del sistema della comunicazione, non solo di liberazione dai bavagli, ma anche di riconnessione tra le cose e le parole, anche di sobrietà, anche la capacità, penso al tema del vaccino, di parlare con cognizione di causa, di riportare nelle trasmissioni coloro che sanno, di ridurre il ruolo degli urlatori, dei bestemmiatori, e procedere a un grande piano di alfabetizzazione digitale. Si parla di transizione digitale, forse sarebbe ora il tempo di consentire agli studenti come agli insegnanti non di ricorrere a loro in ultima istanza, ma di consentire un grande piano di alfabetizzazione, di impossessarli degli alfabeti. Io credo nel possesso degli alfabeti e non credo mai nella censura. Sapete chi è stato per me un grande eroe civile della ricostruzione? Il maestro Manzi, i più anziani lo ricordano, era un signore che nel dopoguerra nella RAI di allora insegnava le parole, insegnava le aste, insegnava i numeri, ha unificato l'Italia più di tante chiacchiere. Oggi avremmo bisogno di tanti maestri, lo diceva anche il giudice Falcone, Borsellino, servono i maestri contro le mafie, non basta soltanto la polizia, ed è il grande lavoro di Libera, di Don Ciotti, di Frigerio, a loro dovete fare le domande, ne sanno molto, molto più di me. Ecco, il nostro principale nemico, e ho concluso, so di condividere almeno su questo il mio pensiero con molti, sapete qual è la cosa che la più pericolosa, io lo dico per i giornalisti e per i cittadini, è l'indifferenza. Io termino sempre dicendo che ci sono due persone molto distanti tra di loro, per la loro storia, per la loro vita, per la loro formazione. Uno si chiamava Antonio Gramsci, che scrisse Odio agli indifferenti, che gli indifferenti sono un peso morto della società, è morto nelle carceri fasciste, era appena uscito. Ma l'altro, sapete, è una persona molto diversa. Uno che ha scritto parole incredibili contro l'indifferenza è l'attuale Papa Bergoglio. Persone diverse che avvertono l'indifferenza come un nemico del nostro stare assieme, visto che solo nella vostra terra assumono impegno. Io non credo ai giornalisti che parlano di se stessi, ai giornalisti che sono ripiegati su se stessi. E insieme abbiamo coniato una scorta, dare la scorta mediatica ai mondi cancellati, ai mondi oscurati. Visto che sono qua, io voglio fare un augurio che tutti assieme, visto che parlo in questo contesto, anche se c'è qualcuno che storce il naso e vorrebbe che abbassassimo i toni, per esempio non ci dimenticassimo mai di continuare a chiedere verità e giustizia per Giulio Regeni, perché quando un ragazzo o una ragazza può essere ammazzato in quel modo, sequestrato e torturato, non è un problema della sua famiglia, ma è un problema della nostra dignità nazionale. Finché io resterò qui, forse col vostro aiuto anche, io penso che tra i doveri dei giornalisti è anche occuparsi di dare verità e giustizia a chi giornalista non è, ma ha dedicato la propria vita alla conoscenza e alla ricerca. Grazie. Ringraziamo il dottor Giulietti. Chiedo al pubblico se c'è qualche domanda.
Sì, buonasera. Io mi rifaccio a quanto diceva lei prima sulla precarietà. Allora, la sottoccupazione alla quale sono sottoposti diversi freelance o diversi giornalisti o pubblicisti, per cui la bassa remunerazione dell'ordine anche di 3 euro per articolo, ecco, fa sì che non sempre siano in grado di verificare le fonti, quindi viene meno questa copertura legale nello scrivere, perché devono purtroppo attingere a fonti di seconda mano, magari sbirciate vuoi dai social, non certamente prese direttamente dalle agenzie più importanti che li metterebbero al riparo e potrebbero anche documentare un domani tutta la filiera dell'informazione. E quindi questo, oltre a renderli, diciamo, precari, la condizione a cui faceva riferimento lei, per cui poco remunerati, e questo comporta quindi uno scadimento della qualità del servizio, ma soprattutto dal punto di vista penale della responsabilità li espone a non pochi rischi. Grazie. Rispondiamo alla fine o rispondiamo a ogni domanda? Ce ne sono, Allora, sì, brevemente. No, beh, diceva, mi rifacevo alla condizione che ha evidenziato lei di precarietà, per cui le chiedo effettivamente l'utilizzo di fonti altrettanto precarie e sommarie, quanto può esporre queste persone, per buona parte giovani, che non dispongono di mezzi o non hanno accesso alle agenzie vere e proprie, ecco, li espone ai rischi di una ripercussione legale nei loro Ho il confronti. microfono aperto? Sì. Ho il microfono aperto? Vai. Sì, mi sentite voi, sì? Vai. Allora, assolutamente sì. Tanto è vero che finalmente sono state indette delle manifestazioni in tutta Italia, credo anche a Trieste, il 1° giugno, ma non ho l'agenda, che hanno al centro questo tema del lavoro. Lo ripeto, c'è già una legge. Nel 2012 viene approvata una norma che definisce quello che si chiama equo compenso, che significa bisogna che ci sia un'intesa presso il governo con una norma che dice nessuno può essere pagato meno di, ed ha diritto a una serie di tutele. Quella norma non è mai stata applicata perché gli editori non hanno mai raggiunto un'intesa al tavolo di trattativa. A questo punto credo che non si raggiungerà nessuna intesa, e quindi abbiamo chiesto al governo Draghi, al sottosegretario di turno, che si proceda a una definizione anche presso il Ministero del Lavoro dell'equo compenso, perché non c'è dubbio che se io sono colpito dal bisogno e contemporaneamente, lo ha detto molto bene Lorenzo Frigerio, attenzione che molti di questi cosiddetti freelance, però possiamo anche chiamarli precari in altre situazioni, sono i più colpiti dalle querele bavaglio e sono i meno protetti. Quindi è un punto assolutamente essenziale. Per me l'approvazione dell'equo compenso ha lo stesso valore dell'approvazione di una norma sulle querele bavaglio. Sarà l'oggetto delle iniziative delle prossime settimane. Fatemi però dire, e lo sa bene Lorenzo, e in questo caso rendere merito proprio a quelle ragazze e quei ragazzi che lei citava, che senza retribuzione, senza tutele, sono spesso, giusto Lorenzo, io potrei citare i nomi, ma insomma, potrei citarvi i nomi di 2 straordinari signori che Lorenzo conosce, che stanno in una terra che si chiama Arzano, è una delle terre Caserta più colpite dalla camorra. Lì ci sono dei signori che guadagnano 500-600 euro al mese, sono andato a trovarli, francamente non li invidio. Sotto casa di uno di questi è arrivata la camorra, si sono levati addirittura i caschi, hanno fatto l'inchino che un tempo facevano, lo sapete, per sbeffeggiare la chiesa il giorno della processione. Queste ragazze e questi ragazzi in questo contesto hanno continuato a scrivere, questo lo dico non per attenuare, esattamente il contrario. Questo rende ancora più urgente che sia approvata la norma e gli sia data una protezione, perché alcuni di questi in condizioni di rischio e di pericolo continuano anche invece a svolgere il mestiere con grande serietà. Ho detto bene Lorenzo, che tu li hai conosciuti anche in Sicilia. Libera informazione li ha aiutati. Prego. Sono tanti purtroppo e sono quelli che non hanno alle spalle delle testate giornalistiche o dei media che possono supportarli anche dal punto di vista legale. Come dicevamo all'inizio, oggi questo è lo strumento per mettere a tacere chi vuole svolgere bene il proprio lavoro. Oltre alla questione che giustamente veniva sottolineata nella domanda, cioè il fatto di non poter accedere
direttamente a delle fonti come possono essere le agenzie, o di poter avere il tempo per fare quei riscontri, tempo che sia coperto anche dal punto di vista professionale, porta molti a fare un passo indietro. E non dimentichiamoci che c'è anche un'altra questione, che forse è stata soltanto accennata, non ricordo, ma lo sottolineo, che è quella dell'autocensura. Di fronte alle difficoltà, di fronte a questo quadro di riferimento editoriale molto incerto, nel quale uno si deve barcamenare per arrivare alla fine del mese, alcune cose non vengono scritte, alcune cose non vengono raccontate, si preferisce passare oltre perché si sa che in quel caso si va su un terreno minato. Eccoci, so che adesso si deve chiudere. Una domanda Eccoci. rapida, se posso, perché dobbiamo chiudere. Ringrazio naturalmente, poi ringrazierà anche la nostra associata a nome dell'associazione. Volevo fare una domanda. Sicuramente i criminali sono facili da riconoscere. Io ho sempre detto ai miei studenti però che quelli più pericolosi sono quelli con i colletti bianchi come me. E quindi da questo punto di vista sì la camorra, sì la mafia, però cosa ci potete dire relativamente alle cause bavaglio di persone che sono economicamente o politicamente o entrambe le cose molto potenti? Grazie. Prego Lorenzo. Ma, il tema è molto complicato, richiederebbe un'altra ora di discussione, ma dobbiamo cedere i microfoni. Mi viene soltanto da dire che queste organizzazioni criminali hanno una grande forza nel capitale sociale che hanno costruito in questi decenni. La grande quantità di denaro che hanno a disposizione consente loro di fare degli investimenti anche a fondo perduto. Pensiamo a tutto il tema ora della ripartenza. In questi giorni di riapertura noi vediamo fortunatamente alcuni negozi, alcuni esercizi commerciali tirare sulla serranda, riaprire. Ecco, l'altro giorno, proprio quando ero a Milano, mi chiedevo, ma questi che stanno tirando sulle serrande e che stanno riaprendo, sono le stesse che le hanno tirate giù quando c'è stato il lockdown? E se sono le stesse, non è che purtroppo hanno dovuto cedere la proprietà ad altri che sono arrivati col cash, coi quattrini freschi per rilevare l'attività? La stessa cosa succede con le organizzazioni mafiose che poi mettono a disposizione queste grandi quantità di denaro anche nel campo dell'informazione, perché noi oggi siamo qua a ricordare i nostri caduti nella battaglia per la libera informazione, nel contrasto alle mafie, alla corruzione, quei nomi che vi ho fatto io, gli altri che ha aggiunto Beppe Giulietti, ma non ci possiamo nascondere dietro al dito, ci sono anche tanti altri colleghi che sono stati spesso e volentieri un bastone tra le ruote di questi colleghi, perché questi sono stati prima emarginati nelle loro redazioni, in qualche caso addirittura controllati, e quindi la grande disponibilità finanziaria oggi è il nuovo strumento, dove non arriva la minaccia, perché magari sarebbe troppo plateale, e oggi appunto grazie alla Federazione della Stampa, grazie all'osservatorio che è stato costituito, si accenderebbero i riflettori, si attivano queste querele. Si attivano queste querele che consentono di raggiungere lo stesso risultato, mettere a tacere chi vuole fare la libera informazione. Sarò rapidissimo. La domanda me l'ha posta Mocchi? Sì. Giusto, perfetto. Allora, rapidissimo. Chi vuole sapere anche queste pagine della storia della federazione del sindacato, poi anche dei giornalisti, andate alla Fondazione Siani, uno splendido sito, ci sono delle belle ricostruzioni su ciò che accade prima della morte di Giancarlo, cosa viene scritto su di lui, il sussurro. E ancora adesso ci sono, penso a Paolo Borrometti, giornalisti che vivono sotto scorta, che vengono aggrediti, dileggiati e diffamati da altri giornalisti. Scatta anche un elemento terribile di invidia. Ma perché loro hanno la scorta e io no? Come se fosse io sono felice di non avere la scorta. Scattano elementi di miserabilità, primo, secondo. Ti rispondo, io aggiungerei una specifica nel codice. Lo dico male, vediamo se ci capiamo. Io metterei il reato di molestia all'articolo 21 del servizio pubblico, inteso come interruzione di pubblico servizio. E sai cosa farei? Ci metterei un supplemento di pena quando chi scaglia la querela bavaglio riveste cariche pubbliche, istituzionali e parlamentari. Io ho un'idea un po' antica della politica. Secondo me la politica ha più doveri degli altri. E se è Giulietti che mette sotto tiro un giornalista sotto inchiesta e Giulietti perde, Giulietti deve pagare di più. Perché chi rappresenta il pubblico non se lo può consentire. Se posso dare un consiglio banale da vecchio nonno suonato, diciamo quale sono.
a tutte le amiche e agli amici che vi sentono, vi consegno un pessimo proverbio della mia terra, che forse avete anche voi. A Venezia spesso si dice quando che se vose, che se nose. Come a dire, se c'è un po' di voce, se c'è una voce su un cronista o su uno, se c'è una diffamazione, sarà vero. Ecco, state molto attenti a questo, perché il cinismo del colletto bianco, che quando non sa cosa dire, tenta di delegittimare chi si batte per la legalità. Noi dobbiamo fare l'esatto contrario. Grazie di aver invitato a me e Lorenzo, che è un mio carissimo amico. Ringrazio nuovamente a nome dell'Associazione i nostri due relatori, Giuseppe Giulietti e Lorenzo Frigerio, e ricordo il prossimo appuntamento alle 17:30 con Mauro Barberis, che ci parlerà della libertà di espressione come pretesto, Internet e il primo emendamento. Arrivederci. Grazie a voi.